ragazzi di Generazione Non Stop, questa sera siamo a Luce di Luna, a Cammarata, per intervistare Nina Moric. Sì, avete proprio capito bene, Nina Moric sarà con noi. Un nostro caro amico si chiama in arte Vicio, è vero? Sì, mi chiamo Vicio, sì. Allora, io ho avuto il piacere e l'onore di fare la radio con Omar ben 10 anni fa. Il mio nome in arte era Vicio. È vero, Vicio, Vincenzo. Se ti ricordi bene, io praticamente ero Vicio e sarà un buon auspicio per gli auguri di Natale, se ti ricordi. Okay. Allora ragazzi, tra pochissimo arriva lei, arriva quella che voi aspettate, ovvero Nina Moric. Come vedete c'è un filo, lui non può passare. Cosa farai quando potrai fare una foto con Nina Moric? Cosa farò? Proverai a baciarla? Ah sì, sicuramente. Ah sì? Cioè, per questo anche di più, però... no. C'ho un tazzino rosso qua. Sei stata tu? Sicura? Allora Nina, da dove vieni? Da Milano. Milano. Allora, salve ragazzi per Generazione Non Stop, siamo con Nina Moric. Salve Nina. Buonasera. Allora, noi siamo veramente molto contenti di averti qua con noi, ma vogliamo sapere di te. Parlaci, io dico... Io dico due cose, anzi una sola parola, modella. Dimmi due parole. La tua esperienza, dai. Sappiamo che allora, negli Stati Uniti... Sono le 4 di mattina. Sì, non vogliamo raccontare tutta la tua vita. Dai, degli Stati Uniti. Come è stata? Degli Stati Uniti. Come è stata? Los Angeles e l'Italia. Un confronto. Una cosa veloce. E cosa facciamo? Non lo so, facciamo un caffè? Chiedimi come sto, se mi piace la Sicilia, ti piace la Sicilia? Palermo è meraviglioso, mi piace sempre tornare qui. Chiedimi come sto, se mi piace la Sicilia, ti piace la Sicilia? Palermo è meraviglioso, mi piace sempre tornare qui. E Los Angeles è la differenza dell'Italia? Los Angeles è bellissimo. È bellissimo? Tutto bello. Tutto bello. Tutto bello. Tutto bello. Tutto bello. Hai fatto anche il comico, diciamo così, al maschile. Ho fatto comico. Com'è stata? L'esperienza com'è stata? Bellissimo, sicuramente mi piace, è un lavoro che mi piace, mi dà tante soddisfazioni e continuo a fare così. Ok, la cosa che preferisci fare comunque nella tua carriera, la cosa più bella che hai fatto comunque? Nella mia carriera, bel ricordo. Cose, nella mia vita mio figlio. Quindi è nella carriera, dai, tante belle vogliamo cose. Insistere. Guarda, sono le 4 di mattina, ho fatto tante belle cose e continuo a farle, però la mia vita principale è mio figlio, tutto qui. Ok, conta molto per te? Certo. È qualcosa veramente che ti riempie, ti soddisfa. Non mettiamo neanche a paragone sicuramente il lavoro con la vita privata, no? Assolutamente, non ci sono paragoni. Vogliamo chiedere ragazzi com'è stata Nina Moric? Bella. Bellissima. Nina Moric dicono che è bellissima. No, non è vero. Come no? Smentisco perché l'ho avuto di presenza e ringrazio Dio di averla di presenza, perché non è di tutti averla di presenza, per davvero. Allora è bella, dai. No, bella, bellissima, per davvero. Bella. Com'è stata Nina, va bene? Bellissima. Ciao a tutti di Generazione Non Stop, un bacio. Ok, grazie mille. Stai con me, vieni qui, stringimi, amore, no, non arrenderti ai miei errori, ti prego, no, lasciarmi mai, fai parte di me, faccio parte di te, io e te. Tu stai con me, vieni